Buongiorno a tutti, ben trovati, buon lunedì anche da parte mia, Vittorio Sanna nelle onde di Super Sound, anche se le onde del mare sicuramente sono più belle per chi in questo momento ci ascolta dal mare, ma anche noi abbiamo tanti bei argomenti da trattare in GP On Air Attualità. Oggi si parlerà inizialmente di una cosa interessantissima, cioè il rapporto che noi abbiamo con la Sardegna, cioè quanta capacità abbiamo di sfruttare le risorse a disposizione. L'esempio arriva da una cosa caratteristica che però non si ferma certamente a questo prodotto. Il mirto che ci fa conoscere nel mondo, il liquore di mirto che in questo caso Sabresca Dorada lavora con particolare cura. Paolo Melis è uno dei soci del Sabresca Dorada, ma ci parlerà non solamente dei prodotti che loro confezionano, quindi non sarà uno spot pubblicitario per quello che producono, ma anche dello spirito che caratterizza tutti quelli che lavorano in questa azienda, con altre particolari iniziative dedicate anche ad esempio al modo di ospitare la gente che arriva in Sardegna, proprio con questo contatto diretto con la natura. Proseguiremo con un tema delicato ma comunque che va affrontato, si chiama l'associazione Mai Più Sole, e vogliamo lanciare quest'oggi l'hashtag, l'argomento manteniamoci informati. Ce ne parlerà Daniela Cadeddu della nostra redazione di GP Report, delle iniziative che le donne, che in questo caso hanno in comune, se non la patologia, comunque la preoccupazione di prevenire un particolare tumore, ecco, ci parleranno di quali sono le iniziative per fare in modo che non ci si trovi mai più sole, e soprattutto che tutte siano informate, perché questo è il modo migliore per evitare brutte avventure legate proprio a questo tipo di tumore, quello che colpisce le ovaie femminili. Per quanto riguarda invece l'ultimo argomento, è un argomento che ci riporta indietro nel tempo, ma che vorrebbe proiettarci anche al futuro. L'argomento è relativo agli eventi, ai grandi eventi che si facevano una volta in Sardegna, legati soprattutto all'automobilismo, alla Formula 1, al Rally di Sardegna, organizzati dai grandi eventi, dai Great Events di, in questo caso, Carmelo Medeo. Noi parleremo proprio con lui, perché Carmelo continua a fare la sua attività, ma purtroppo la fa in questo periodo soprattutto lontano dall'isola, continuando a organizzare tutta una serie di iniziative. Tutti questi argomenti tra pochissimo su GP On Air Attualità. A GP On Air abbiamo Paolo Melis è il titolare di Sabresca Dorada. Tutti sanno che cos'è Sabresca Dorada, perché insomma gustare un limonello, gustare un mirto di quella zona è assaporare veramente i profumi della Sardegna. Ma oltre a questo Paolo è soprattutto legato tantissimo all'ambiente e ai prodotti che l'ambiente può offrire, e sta mettendo a punto un progetto particolare. Parlaci un po' di questa casa che tu hai idealizzato e che tra poco sarà a disposizione. Buongiorno Paolo. Buongiorno di nuovo. Sì, vabbè, questa è una struttura, quella che stiamo realizzando, insomma, che siamo in corso, lavoro in corso già da parecchio tempo, già da 2 anni abbiamo iniziato il lavoro. È una struttura ricettiva, una piccola struttura ricettiva che dovrà essere al servizio dei nostri clienti, delle persone che sono interessate a conoscere la Sardegna con un altro occhio, rispetto alla solita visione spiaggia, ombrellone. Noi produciamo, la nostra è un'attività
di cultura, insomma, del territorio, trasformiamo i prodotti del territorio, gli agrumi, erbe spontanee che vengono raccolte manualmente da raccoglitori che ci seguono, insomma, che ci approvvigionano. E poi la trasformazione appunto, in liquori, marmellate, aromatizziamo, facciamo dei sali aromatizzati, insomma, tutto ciò che è un rapporto con la natura. Beh, vabbè, non possiamo fare a meno di questo. Il rapporto è quello che è la cosa più importante, cercare di un rapporto con la natura che sia sostenibile. Ecco, è diretto anche questo della casa che hai appena accennato, perché hai detto per un turista che vuole assaporare un modo di vivere diverso dal solito tenere. Qual è la caratteristica di questa casa che io so già e che vorrei che venisse conosciuta un po' da tutte le altre persone? Perché è un modo diverso? Ma vabbè, intanto è una casa che dovrebbe consumare consumi quasi zero, una casa passiva, così come viene definita. Una casa dove, insomma, con l'utilizzo di materiali quali l'argilla, il sughero, le canne, il legno, evitando di cemento ce n'è pochissimo, c'è una percentuale proprio bassissima che è quella, il cemento è relativo alle fondamenta che abbiamo dovuto utilizzare un po' di cemento. Per il resto le materie che utilizziamo sono calce, sono argilla, insomma materiali naturali, più naturali possibili. Poi c'è anche qualcosa chiaramente di sintetico derivato dal petrolio, dal quale purtroppo non possiamo fare a meno, cioè tipo per esempio ci sono questi tappetini che sono per l'acustica e quelli sono stati utilizzati, insomma comunque col tempo si arriverà a trovare i materiali. Si dice che sia un ottimo isolante, ad esempio la lana di pecora. Beh, la lana di pecora, noi abbiamo usato il sughero, sughero, la canna, no, sto parlando dal punto di vista acustico, ok. Nel senso che tra una camera e l'altra comunque chiaramente insomma isolare ogni certo. rumore deve essere proprio, no? Non deve essere trasferito nella stanza accanto. Forma di energia? Beh, noi, la nostra azienda è già dai primi del 2000 che abbiamo iniziato a mettere i pannelli fotovoltaici, quando ancora non era partita la grande campagna, grande campagna di finanziamento. Abbiamo iniziato sempre con piccoli, insomma l'abbiamo sempre incrementato e oggi l'azienda è quasi totalmente autosufficiente, diciamo, dal punto di vista energetico, nel senso che appunto, con il sole con l'energia solare riusciamo ad avere insomma, soddisfare il fabbisogno, ecco, Paolo, tu sei uno che ci tiene tanto a questi temi e la tua azienda, in fin dei conti, oltre a essere chiaramente un'azienda che produce, è quasi un punto d'approdo e di curiosità per come tu tratti la tua azienda e come la esponi quasi fosse un gioiello, perché è il tuo gioiello, è così. No, non è. Allora, intanto io sono socio con Enrico Diana, siamo due soci che abbiamo iniziato assieme questa avventura quasi, insomma, come quasi da film del Far West. Siamo stati un anno in tenda qui prima di realizzare, quindi vabbè, con lui che va avanti questo progetto, chiaramente con tutti i collaboratori che ci sono, che sono comunque appunto persone sensibili a quello che insomma la filosofia dell'azienda è quella che deve coinvolgere tutti sono coinvolti nel nostro progetto. Una sorta di comunità che lavora. Esatto, quello deve essere. Senti, abbiamo parlato tanto, io sto cercando di mettere in evidenza il personaggio, perché effettivamente noi da ciò che ci offre la natura non sempre ne abbiamo saputo trarre dei benefici. Nella puntata scorsa c'era ad esempio il professor Pintore che ci ha parlato delle erbe dell'asinara, e tu sei un altro esempio di come
la nostra Sardegna ci dica quasi: guardate che sono a disposizione, l'importante è rispettarla, perché i due principi devono andare di pari passo. Beh, assolutamente. Se no, noi purtroppo nella nostra storia, insomma, il popolo sardo ha subito tante cose, no? Le sofferenze sono state tante, però c'è rimasta la natura intatta, quasi intatta rispetto agli altri territori che comunque sono stati tra virgolette aggrediti dall'industria, insomma dallo sviluppo sempre tra virgolette economico. Noi per fortuna nella nostra, quindi quello che dobbiamo fare è cercare di, questo è un laboratorio per il mondo, può essere, capito? Perché siamo fortunati ad avere tutte queste, cioè in Sardegna c'è una quantità di biodiversità enorme che nessuno ha più, perché comunque la presenza dell'uomo ha distrutto. Cioè il mirto c'era in tutto, noi produciamo il mirto, il nostro prodotto forte è quello, il mirto di Sardegna. Il mirto di Sardegna non è il mirto del Mediterraneo, perché il mirto è una pianta cara a tutte le culture, no? La cultura greca, la cultura ebraica, la cultura romana, la cultura persiana, insomma tutte. E qui in Sardegna abbiamo tantissimo mirto, perché comunque insomma la conformazione del territorio, questo insomma no, le montagnette inaccessibili, e comunque la poca presenza dell'uomo ha lasciato intatto la flora chiaro, la flora autoctona, no? Esatto. Ma in effetti poi alla fine il discorso che si fa è sempre uno. È vero che ci lamentiamo della poca densità di popolazione che talvolta porta anche ad avere dei problemi economici, ad esempio, per poter affrontare i servizi, però è tanto vero che laddove c'è un handicap c'è sicuramente un vantaggio. Forse sta a noi cercare quali sono i vantaggi che possiamo trarre da un'isola poco popolata. Tu ne hai citato appena uno, ma secondo me ci sono veramente tantissimi, e la natura è stata capace anche in Sardegna di risvegliarsi, di reagire, perché i suoi soprusi li ha subiti quando è stata depredata del legno, quando sono state abbattute le foreste, con gli incendi sistematicamente ogni stagione. Ecco, la capacità di reagire che ha la Sardegna forse la dovremmo prendere come esempio anche noi, no? Sì, noi innanzitutto credo che dobbiamo avere un nostro progetto. Il nostro progetto deve essere diverso dai progetti, no, di andare a copiare tutto quello che hanno fatto gli altri. Cioè noi dobbiamo soprattutto appunto prendere in considerazione fortissima quello che abbiamo e cercare di mantenerlo, vigilarlo. Cioè adesso io uno dei problemi più importanti, non so se adesso lo vorrei dire. Dillo pure. No, la storia di quanta immondezza c'è dappertutto, no? Esatto. C'è proprio il criterio, cioè senza criterio la pulizia, fanno la pulizia delle strade, no? Passano per falciare l'erba, cioè è sotto l'erba è pieno di plastica, di buste che vengono abbandonate. Praticamente quando falciano l'erba, questi inconsapevolmente, no? Chi taglia sta facendo un danno spaventoso, perché sta sminuzzando questa plastica, queste microparticelle che voleranno dappertutto, che le mangeranno gli uccelli, che andranno a finire nella terra. C'è l'ambiente, qui da noi, per l'ambiente, che poi senza habitat non c'è vita, no? Perché certo. se noi non salvaguardiamo questo. E quindi questa mancanza di attenzione per la cosa più importante. Intanto la raccolta nei comuni data a queste grandi aziende, insomma, multinazionali italiane, no, che gestiscono tutta e lo fanno solo business cioè qui prima li chiamavano operatori ecologici, no, che devono essere, sì. Cioè persone sensibili, se tu sei col camion col ritiro se vedi che ci sono delle buste, ma tu ti devi fermare, buttate per strada perché qualche scellerato le ha abbandonate. Cioè tu ti devi fermare e raccogliere, cioè perché la sensibilità è la missione il lavoro, no? Deve essere una missione, qualsiasi cosa si faccia. Questo è. Sono contento, Paolo, che alla fine sia venuto fuori l'anima dell'azienda, perché sai, partire e parlare di Bresca Dorata in un contesto di questo tipo sembrava essere quasi un redazionale, uno spot. Invece volevo proprio che si capisse lo spirito dell'azienda, perché potesse essere
un esempio si potesse capire anche che molte volte le aziende che stanno in Sardegna partono da uno spirito, partono da un valore e su questo valore poi costruiscono anche quella che è l'attività economica. Io ti ringrazio perché sono riuscito nel mio intento e niente, buon lavoro veramente. È stato un grande piacere, grazie a te. Grazie, ciao Paolo, buona giornata. Grazie, ciao, buona giornata. È il momento di sentire la nostra redattrice Daniela Cadeddu. Buongiorno Daniela. Buongiorno Vittorio. Come stai intanto? Tutto bene, ti ringrazio, è sempre un piacere e oggi anche un po' di emozione perché parleremo di un tema che sento particolarmente vicino. L'iniziativa si chiama hashtag Manteniamoci informate. Tu chiaramente si parte dalla tua associazione che invece si chiama? L'associazione si chiama Mai Più Sole, in particolare contro il tumore ovarico, ma è un Mai Più Sole esteso a tutte le donne. È un'associazione che nasce come progetto della Fondazione Taccia per la ricerca contro il cancro nel 2014 e nasce proprio con l'idea di dare informazione e sostegno alle donne che nella loro vita hanno incontrato appunto in particolare questo tumore così subdolo, il tumore ovarico, affinché appunto non si sentano sole e non si sentano ancora più alla deriva in mancanza di informazioni. Il tumore ovarico, Vittorio, non tutti lo sanno, ma è chiamato anche il killer silenzioso perché è uno fra i più subdoli, non presenta sintomi nella maggior parte dei casi se non nella fase più avanzata, oppure presenta dei sintomi che sono facilmente fraintendibili e riconducibili a patologie più lievi, diciamo. Quindi è molto importante informare tutte le donne di qualsiasi età. E infatti l'iniziativa che vuoi mettere in particolare in evidenza è Manteniamoci informati. Di che si tratta? Si tratta di un'iniziativa messa in piedi dalla Fondazione AIOM, in particolare a partire da maggio di quest'anno. L'8 maggio era proprio la giornata dedicata a questa patologia e raccoglie su un sito che è www.manteniamociinformate.it tutta una serie di iniziative che vedono come testimonial un voto molto noto, che è quello di Claudia Gerini, che ha prestato la sua immagine appunto per questa campagna e che ha coinvolto le maggiori associazioni di pazienti nel territorio italiano, che sono Atto Onlus, Loto Onlus, Mai Più Sole contro il tumore ovarico e l'associazione Abracadabra, che si occupa delle pazienti che presentano la mutazione del gene BRCA1 o 2. Questa campagna, che appunto è promossa dalla Fondazione AIOM, ha come obiettivo invitare le donne e le pazienti a mantenersi informate, perché la migliore arma che si ha in questo momento contro questa patologia gioca d'anticipo, dato che non si può fare quella che è una vera e propria prevenzione, si può invece giocare con la diagnosi precoce. Per fare questo tutta una serie di iniziative che si svolgeranno da qui fino a tutto il 2021 saranno atte a dare il maggior numero di informazioni possibili sui centri specializzati, sulle terapie che vengono scoperte di anno in anno e che permettono sia di garantire un'ottima qualità della vita a chi incontra questo problema, ma anche di poter trascorrere un periodo sempre più lungo in assenza di malattia, e questo è fondamentale. L'iniziativa è anche nel territorio oppure solamente online? Allora, sul territorio in questo momento ci sono...
È tutto fermo, è tutto in fase di definizione perché chiaramente l'emergenza Covid ha un po' spasato i piani, però noi ad esempio come associazione Mai Più Sole ci siamo attivate online sul sito per diffondere tutto ciò che riguarderà questa campagna sui canali social, quindi su Instagram, su Facebook, e uniremo questa campagna a quelle che già sono le iniziative dell'associazione legate a tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita, soprattutto perché le due frasi che ci contraddistinguono sono il fatto che il gioco di squadra fa la differenza e che la vita è tutto il resto oltre la malattia, e su questa linea appunto cercheremo sempre di fornire anche sul portale www.maipiusole.sardegna.it tutte le informazioni possibili per portare avanti questa campagna. C'è anche una mail list, cioè c'è la possibilità di essere iscritte tanto da poter ricevere direttamente sulla propria mail queste informazioni. Assolutamente, troviamo le pazienti o comunque le donne che fossero interessate possono trovare tutti quanti i riferimenti appunto sul portali e sui canali social di Mai Più Sole Sardegna. Troveranno anche dei riferimenti legati agli specialisti che collaborano con noi, perché non siamo solo un gruppo di donne per le donne, ma collaboriamo con dei medici e dei professionisti che eventualmente sono in grado di dare risposte nell'immediato a chi dovesse aver bisogno di contatti per i centri dedicati a queste patologie. Ripetiamo quindi quali sono i contatti quali sono gli indirizzi per poter mantenersi informate e per non essere mai più sole, in modo da poter dare questo servizio e diffonderlo ulteriormente in Sardegna. Siete già tante comunque nell'isola, vero? Il lavoro che state svolgendo, tanti, esatto. Siamo tante, ma per darti un'idea di cosa parliamo, soprattutto il riferimento a quella che è la mutazione genetica BRCA1 e 2, posso farti il nome di un artista che qualche anno fa, nel 2013 nello specifico, fece molto scalpore. Parliamo di Angelina Jolie. Non so se ricordi che in quel tempo si parlò della sua positività a questa mutazione, del fatto che lei si sottopose a degli interventi preventivi. Ecco, in quel momento venne quasi attaccata per questo tipo di scelta perché si trattava di un personaggio pubblico. Noi donne invece la ringraziamo perché in quel momento lei sollevò un grande polverone su un problema che è molto serio, sul fatto che le donne debbano avere tutte le informazioni per poter scegliere di sottoporsi anche a degli interventi preventivi che salvano la vita. E quindi quello che nel 2013 venne chiamato il caso Jolie ha scoperchiato appunto un vaso di Pandora che poi ha aiutato tante donne a scoprire di avere questa mutazione e a poter però scegliere di vivere con qualità. Noi abbiamo le nostre campagne attive, come ti dicevo, sul portale dell'associazione che è www.maipiusole.sardegna.it, e poi ovviamente l'hashtag manteniamoci informate sullo stesso portale porteranno avanti con la Fondazione AIOM tutte le iniziative che poi avremo modo di vedere fino al 2021. Grazie Daniela, buon lavoro. Grazie a te Vittorio. Buona giornata, ciao. Anche a te. A GP On Air abbiamo intanto caro amico Carmelo Mereu, che in molti associano, perché poi per oltre 2 decenni, forse quasi 3, è stato l'organizzatore del Rally di Costa Smeralda e di altri grandi eventi, e in effetti il suo nome è legato ai grandi eventi della Sardegna. Ben trovato Carmelo. Ben trovati anche voi, è un piacere. Carmelo, i grandi eventi di una volta, dove sono andati a finire? Giro per il mondo. Adesso sono zingaro, però
mi manca farli in Sardegna, che ha un valore aggiunto secondo me. Non è una criticità essere in un'isola. Tu hai organizzato per tantissimi anni, lottando molte volte contro quella che è la burocrazia nostrana, e con quella che ti sei poi stancato? No, guarda, diciamo che per fare le cose ad altissimo livello che si confrontano con nazioni, noi siamo una regione, dobbiamo adeguarci a dei livelli organizzativi e strutturali di altissimo livello. Non che la Sardegna non avesse quella predisposizione, però talvolta qua la burocrazia, non solo per i grandi eventi ma anche per un balcone o un'aiuola, è molto nodosa e talvolta i tempi si allungano e sviliscono, questa è la verità. Tu hai organizzato per tantissimi anni il Rally Costa Smeralda, il Rally di Sardegna. Hai iniziato, se non ricordo male, negli anni 70, quindi stiamo parlando con la Formula 1, esatto. Formula 1 una scommessa, sì. Quando hai interrotto poi, dopo tanti tentativi di riprenderla, perché ci sono state diverse pause, diversi momenti in cui è stata interrotta, e tu hai lottato per tenerla, cosa ti ha fatto abdicare e dire basta, non ce la faccio più? Ma guarda, io sono molto realista. Quegli eventi, quei progetti miravano alla realizzazione di infrastrutture dedicate all'allungamento della stagione e alla riqualificazione di momenti che sono vuoto per il territorio, per cui l'obiettivo era un autodromo, cosa che abbiamo progettato, abbiamo trovato anche i finanziatori. Il progettista era il progettista di Bernie Eccleston, Herman Tilke. Tutto questo agli atti, depositato presso un comune, un'amministrazione, comprese le fiduciarie bancarie per la realizzazione dell'opera. Qual è il comune? Poi Arzachena. Okay. Arzachena, sì. Poi la burocrazia ci ha messo del suo. Probabilmente anche, non lo so, altri fattori. Decentrare quell'impianto significava allontanarlo dalle strutture ricettive che necessitano per fare eventi di quella portata, perché parlavamo di Formula 1 e parlavamo di MotoGP, e che tutte e due le realtà, sia la Dorna che gestisce il MotoGP che il gruppo Eccleston, avevano dato l'ok al Gran Premio, quindi avevamo il contenitore prima del contenuto, il contenuto prima del contenitore. Sì, esatto, e questo certo non ci si aspettava anche dagli investitori, ed era nato con un grande evento che era la Formula 1 e poi il Rally Costa Smeralda, che attraeva il mondo automobilistico internazionale, ma il vero obiettivo era l'infrastruttura e l'impianto, all'interno del quale avremmo fatto tanti altri eventi, compresi i concerti, perché le tribune le devi sfruttare, i parcheggi sono utili, la pista di accelerazione per testi aerodinamici diventava anche pista di atterraggio, era un'infrastruttura legata a tante vocazioni, compresa le grandi fiere, perché in un'area come quella puoi allestire anche grandi fiere con le sale e con gli spazi esterni, quindi non era solo motori, voglio dire, ecco. L'intralcio qual è stato? La burocrazia nella destinazione di quell'area ha vocazione sportiva, ma è semplicemente una scelta strategica di una normalissima variante. Se tu hai degli investitori, hai già le risorse, il territorio qualcosa deve pur farla. Certo. È rimasto terreno agricolo, sarebbe stato ben altro. Lo stesso ragionamento si fece anche nel Cagliaritano, mi pare ricordare, perché l'Antoneddu, che è il braccio destro di Eccleston, che è stato il contatto per lungo tempo, credo anche tu, oltre che un visitatore costante a Sardegna, è un ragazzo di origine sarda, aveva pensato di farla addirittura anche a Siliqua, nel territorio di Siliqua, dove c'era un ampio territorio per poter fare questo. Certo. Quindi per numerosi anni, tant'è vero che si era fatta la Formula 3 a Cagliari, intorno al Santeria, ricordo male. Ma era sempre dimostrativa per poter poi provocare la realizzazione di un'infrastruttura definita.
Senti, il momento in Costa Smeralda, tu sei figlio di chi ha conosciuto gli stati in Costa Smeralda, quindi sì, hai studiato per fare in modo che quel processo di trasformazione da stazzo esatto. a zona turistica potesse essere il più compatibile possibile attraverso poi gli stimoli che arrivavano da determinati mondi. Ecco, lo stato della Costa Smeralda in questo momento mi pare che sia anche legato forse agli ultimi eventi, ma non solo, uno stato di degenza, cioè praticamente uno stato comatoso, si è sempre nella stessa situazione senza che ci sia un'evoluzione, anzi con il rischio che ci sia sempre una depauperazione del tipo turistico. Ecco, è bastato il virus per vedere sprofondare anche le presenze. Sì, guarda, la Costa Smeralda in questo momento sta vivendo così, una lunga stagionalità implosiva rispetto alla sua vocazione di bellezza naturale, ambientale, infrastrutture volte all'accoglienza, non parliamo più del mare e delle altre bellezze, però non si può vivere di solo quello, dobbiamo anche arricchirla per contrastare i nostri competitor che offrono tante altre cose che distraggono i flussi. Oggi sta soffrendo tantissimo, la stagionalità è sempre molto bassa e questo poi tutta l'economia certamente ne risente. Sì, tu hai affrontato... Sì, prego. No, tu hai sempre affrontato il tuo lavoro con grande passione, ora ti vedo un po' forse disincantato, ti sento? No, guarda, sono di rientro da dei lavori esterni che mi stanno pagando tantissimo. Stiamo operando bene in Giordania, presto in Arabia Saudita, gli Emirati, più o meno ci siamo stati quasi in tutti gli stati, abbiamo fatto grandi eventi. Adesso stiamo facendo dei progetti che comporterà anche la realizzazione di opere, e queste stanno già andando avanti anticipando quella che sarà l'azione di marketing, perché i tavoli sono sinergici. Non parlo della Sardegna, parlo dell'Italia. Infatti il mio riferimento era legato soprattutto a disincantato rispetto alla tua passione per promuovere la tua terra. Sì, quella rimane sempre fortissima, perché quando porto delle persone a visitare la nostra terra all'interno, i cibi, gli ambienti, quella forte emozione che danno tutte queste cose nel loro insieme lascia qualcosa che poi ti porta a trasmetterlo ad altri e invogliarli a venire. Questo ti posso assicurare, Vito, è ancora molto forte. Sì. Carmelo, mi ha fatto molto piacere sentirti, perché poi io ti conosco da anni, ti ho sentito 2 decenni fa parlare di sistema, di promozione dei nostri prodotti attraverso il turismo, attraverso lo sport, e credo che sia ancora oggi una ricetta che però molti non hanno ancora preso in considerazione adeguatamente, o anche prendendo in considerazione sono scontrati contro il muro della burocrazia, come ho detto in precedenza. Questo, però ci sono anche gli spazi entro i quali puoi superare, che è quella forte volontà tra il tuo ambito e quello che poi riceverà l'azione. Devo dire che sta andando molto molto bene, io sono molto soddisfatto, perché non sbaglio quando il mio tempo lo impiego per valorizzare e poi testare il risultato di un prodotto che ha pochi uguali al mondo. Certo, Vito, sono d'accordo con te, avremmo potuto viaggiare in ben altro modo e comprimere la destagionalità, lavorare almeno 8-9 mesi l'anno. Purtroppo è andata così. Chissà non ci sia ancora futuro. Mai perdere la speranza. Grazie Carmelo. No, mai. Grazie a voi, Vittorio. È stato un piacere. Un abbraccio fortissimo. Anche a te. Ciao. Bene, è tutto anche per oggi. Spero che gli argomenti siano stati di vostro gradimento. Ritorneremo ancora insieme mercoledì alle ore 12 su Radio Supersound, la radio che l'accendi e ti accende. Ciao a tutti.